Per fermare la diffusione del virus evidentemente il vaccino non basta. 20 pazienti ricoverati nel reparto della subintensiva di Padova, 19 Novax, l'ultimo è vaccinato. Fuori i nuovi positivi, migliaia di contagiati ogni giorno, sono anche loro vaccinati. Omicron è entrato a gamba tesa nel quotidiano e stravolto la narrazione. Omicron ci dice molte cose. La prima è che probabilmente il virus è meno aggressivo. Ci dice anche che il vaccino ci protegge certamente dalle forme più gravi di malattia, ma non è in grado di proteggerci altrettanto bene dal contagio. Omicron continua a contagiare moltissime persone, anche tra i vaccinati. Siamo arrivati sotto le feste, è stato un liberi tutti, lo pagheremo, la pagheremo cara? Certamente le questioni di carattere economico hanno un peso fondamentale ed è stato indispensabile dare a tutti un maggior grado di libertà. Temo che in parte tutto questo verrà pagato in termini sanitari. Per il professor Vianello si può evitare un nuovo lockdown, tornando però a rispettare le regole. Meno contatti, meno contagi, regole però più stringenti. Professore, se il vaccino ci evita la malattia, che cosa ci può evitare il contagio? Mascherine e distanziamento. E in prospettiva dalla possibilità di muoverci e vivere in un contesto che riduca comunque questa possibilità. Prima vengono presi i provvedimenti che il governo ha deciso e meglio è. Nel suo reparto il professor Vianello ha curato 750 pazienti, 70 non ce l'hanno fatta. Certo che 22 mesi di esperienza per poi ritrovarsi ancora a dover combattere è per certi versi sconfortante.